Buongiorno, benvenuti al Focus TG di Rete Veneta. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede una situazione un po' particolare perché abbiamo raggiunto un nuovo record drammatico. Poi vediamo assieme i dati relativi all'emergenza Covid. Dicevamo un record drammatico, mai così tanti casi nella nostra regione nello stesso giorno. In poche ore siamo arrivati a oltre 21.000 positività, secondo la tabella arrivata pochi istanti fa in redazione. La stiamo rielaborando per potervela far vedere, ne parleremo dopo i collegamenti, ne parleremo poi nella parte della nostra informazione dedicata all'emergenza Covid. Fatto sta che non sappiamo ancora se sia una sommatoria di più giorni oppure se sia davvero un dato relativo esclusivamente alle poche ore precedenti. C'è da dire che abbiamo intervistato, e questo lo vedremo poi, l'assessore Lanzarin, che ha parlato effettivamente di un record drammatico ovviamente, quindi è plausibile pensare che siano proprio dati veri e propri. Nessuno pensava di potersi trovare davanti a 21.000 nuovi casi in Veneto nel giro di poche ore. Ne parliamo poi, abbiamo un'ora da stare assieme. Adesso parliamo con Francesco Ratai, che vediamo già pronto per il collegamento. Aspettiamo un cenno di conferma. Allora Francesco, buongiorno, sì, siamo a Padova. Quali sono le novità padovane di oggi? Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci siamo svegliati anche noi guardando il bollettino di cui parlavi tu, e effettivamente i 21.000 contagi fanno paura, anche se i dati delle ospedalizzazioni sembrano tenere, almeno questo è quello che ci hanno detto anche ieri, che ribadiscono anche oggi i vertici dell'azienda ospedaliera e dell'ULSS 6. Le novità di oggi a Padova. Si parla sempre di Covid o temi legati al Covid, anche perché sapete tutti delle minacce che sono sopraggiunte alla dottoressa Viola, l'immunologa, direttrice scientifica della Fondazione Città della Speranza, il notissimo istituto di ricerca pediatrico, che in questi mesi si era spesa molto per le vaccinazioni infantili. Ha ricevuto queste minacce, sono una lettera con un proiettile. Dalle analisi del RIS si è capito che il proiettile è un calibro 22, usato per chi conosce le armi, è per imparare a sparare o per tiro a segno. È un proiettile piccolo che però può fare molto male e può anche uccidere. Le indagini si ruotano appunto attorno al proiettile, si cerca di capire se è un proiettile usato o se è integro. E sulla lettera, la lettera sono queste 7 righe in cui viene minacciata la dottoressa Viola, 7 righe battute a macchina, questa è la particolarità. Una macchina da scrivere molto fuori commercio, oramai è difficile trovarle se non nei mercati dell'antiquariato o in negozi ultra specializzati su queste materie. Quindi la novità è che i RIS di Parma, i carabinieri che stanno incessantemente cercando di risalire agli autori di quello che è un gesto che è stato deprecato da tutti quanti, sia dal mondo politico che dal mondo scientifico. La dottoressa Viola sarà sentita in procura appena tornerà dal suo periodo all'estero di vacanza con i familiari. Il prefetto ha comunque garantito una scorta 24 ore su 24, sorvegliato anche l'istituto Città della Speranza, appunto, dove la dottoressa lavora e che dirige. Molto bene Francesco, allora sappiamo anche, e abbiamo già un servizio pronto, che ci sono novità sull'attacco hacker all'ULSS 6. Esattamente, ha voluto parlare il direttore dell'ULSS 6, Paolo Fortuna, ha voluto tranquillizzare anche i cittadini da un lato e tranquillizzare anche questi cybercriminali, possiamo definirli, questi criminali che il 3 di dicembre hanno rubato questi dati. E il direttore Fortuna ha detto: noi abbiamo tutti i dati in nostro possesso, non c'è stato sottratto niente e soprattutto non pagheremo nessun riscatto, cosa che anche il governatore Zaia aveva ribadito
questa settimana nelle sue conferenze. Francesco, allora noi adesso vediamo il servizio. Prima di vedere il servizio però ti salutiamo. Se ci sono altre notizie non esitare a richiamarci, anzi hai qualcosa già di cronaca al volo? Guarda, più che di cronaca, al volo sentiremo il presidente dell'Ordine degli Psicologi che vuole fare un appello contro la DAD, nel senso, dice la DAD danneggia gli studenti, in questo fine settimana è l'ultimo di vacanza per gli studenti veneti, in altre regioni hanno già ricominciato scuola ieri, da lunedì torneranno sui banchi in classe gli studenti veneti e c'è questo dibattito se è giusto o meno ritornare in classe. Sappiamo tutti che la situazione, l'hai detto tu in apertura, è abbastanza preoccupante. Il presidente dell'Ordine degli Psicologi avvisa fate attenzione all'uso della DAD. La DAD non fa bene ai ragazzi, questo è. Allora Francesco, facciamo così, se facciamo in tempo, dopo la vostra intervista, ci risentiamo qui, se facciamo in tempo prima della chiusura del TG, per capire qualcosa di più di questo appello da parte del Presidente dell'Ordine degli Psicologi. Intanto buona giornata, buon lavoro. Noi vediamo già subito il servizio sull'hackeraggio all'ULSS 6, ci sono delle novità. Ancora non si sa quanti dati siano in mano agli hacker e di che tipo siano, ma ad oggi la certezza è che l'ULSS 6 non ha pagato e non pagherà mai alcun riscatto e che mantiene il 100% dei dati degli utenti. Così il direttore generale dell'azienda sanitaria locale padovana, Paolo Fortuna, a poco più di un mese dall'attacco hacker del 3 dicembre. Ribadendo di aver mantenuto il più stretto riservo, dato che le indagini sono ancora in corso. Siamo stati vittime di delinquenti senza scrupoli che, grazie a sofisticate tecniche informatiche, hanno superato il sistema di sicurezza dell'azienda, cercando di prendere in ostaggio dati e informazioni. I cybercriminali si sono introdotti nell'abitazione informatica dell'ULSS 6, così come fanno i ladri che proprio quotidianamente si introducono nelle case degli onesti cittadini in barba a sistemi di sorveglianza e di allarme, prosegue il direttore Fortuna. L'azienda ULSS 6 è in possesso del 100% dei dati e non ha perso alcun elemento rispetto alla situazione precedente l'attacco informatico dello scorso dicembre. Questo ha permesso alla struttura di reagire velocemente, riattivando nel minor tempo possibile la quasi totalità dei servizi e delle prestazioni per i cittadini. Ci preme sottolineare anche che la collaborazione con la Procura, le forze dell'ordine e il Garante per la Privacy è stata costante sin dal primo momento. In particolare il confronto e lo scambio di informazioni con l'autority, conclude Fortuna, nel pieno rispetto dei diversi ruoli, è continuativo e continuerà anche nelle prossime settimane. Chiudiamo il capitolo destinato alla cronaca padovana e apriamo come ogni sabato quello dedicato al meteo con Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa che è qui con noi. Grazie Nicolas, come sempre. Grazie Ferdinando e grazie a tutti quanti gli amici che costantemente ci seguono. Allora Nicolas, noi ci eravamo lasciati alla fine dell'anno con la promessa di vedere come sarebbe andata questa prima settimana. Ti vediamo un po' sorridente perché immaginiamo che le temperature di queste ultime ore, sapendo che sei un amante del freddo, insomma ti abbiano almeno, se non fatto felice, almeno un po' accontentato. Beh, diciamo che almeno per ora siamo entrati nella media, insomma, ecco, siamo leggermente al di sotto, se vogliamo fare i pignoli, di circa 1-2 gradi, ma insomma nulla di eccezionale rispetto ad esempio ai 10-12 gradi sopra la norma di cui ci eravamo ormai abituati la scorsa settimana, quindi diciamo una situazione decisamente molto più normale rispetto appunto alle settimane scorse. Nicolas, noi stiamo vedendo in questo momento la mappa dell'ARPAV con i dati di qualche minuto fa. Vediamo che abbiamo temperature di 2, 3, 4 gradi in pianura, non dovrebbero esserci nebbie in questo momento, mentre le mappe di ieri ci segnalavano insomma qualche grado sotto zero e pare che sia in arrivo un'altra bordata di freddo per i prossimi giorni. Confermi tutto questo? Sì, beh, intanto vedere questo tipo di mappa finalmente ci fa ritornare
alla normalità, perché almeno vediamo effettivamente valori negativi in quota e appena positivi in pianura, quindi finalmente si è rotta l'inversione termica che ormai da parecchi giorni andava avanti, e di conseguenza già questo è un primo segno di essere verso una situazione normale. Nei prossimi giorni continuerà ad affluire aria fredda da oriente, però non portando particolari sia in termini di nuvole sia in termini di precipitazioni, perché appunto la perturbazione che domenica dovrebbe arrivare sull'Italia praticamente ci salta a noi del nord, come spesso accade quando arriva da nord, per portare i suoi effetti principali più che altri al centro-sud. Però comunque qui continuerà a fare freddo, soprattutto in pianura. All'inizio della prossima settimana invece si vede un leggero aumento termico in quota, forse sintomo di una nuova rimonta dell'anticiclone, speriamo questa volta azoriano e non più africano, però appunto la tendenza sembra quella, purtroppo ahimè, ma ormai ne siamo abituati, a di nuovo ad avere temperatura sopra la media a partire da circa metà della prossima settimana. Però insomma manca ancora qualche giorno, i modelli sono ancora un po' discordi nel vedere tutto ciò, quindi mettiamo un po' le mani avanti. Si sa però purtroppo per esperienza personale che su tanti modelli ne basta uno solo che veda spesso l'anticiclone e quindi un po' più di mitezza e sta sicuro che quello vince su tutti quanti gli altri. Quindi purtroppo questa è la nostra esperienza, speriamo non vada così questa volta, ma la linea di tendenza sembra appunto quella, perché già rispetto a ieri, quando effettivamente solo un modello vedeva tutto ciò, già oggi iniziano ad accodarsi altri modelli meteo, quindi insomma questa sembra un po' la tendenza dei giorni successivi della prossima settimana. Allora Nicolas, noi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, ti chiedo la cortesia di restare collegato con noi giusto 1 minuto e mezzo, 2, poi torniamo e parliamo ancora di meteo, di quello che si è visto nelle ultime ore, quindi per i telespettatori state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in onda, in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo parlando di meteo per quanto riguarda il Veneto con Nicola Sparonato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Abbiamo parlato del freddo che ha fatto nei giorni scorsi, di quello che probabilmente non farà nei prossimi giorni. Adesso stiamo guardando con la regia di Fabio Verin alcune belle immagini che ci arrivano dall'altopiano. In questo caso vediamo la zona del Caberlaba, la sta vedendo anche Nicolas, insomma un po' di neve lassù c'è, pare che regga con queste temperature. Ma Nicolas, secondo te sarà un gennaio nevoso o dobbiamo accontentarci di quella che è venuta? Ma guarda, al momento, come accennavo prima, movimenti interessanti anche nel medio periodo purtroppo non si vede, non se ne vedono, insomma non si vede granché. Speriamo che però, a differenza di quello che è successo 10 giorni fa, comunque la temperatura, soprattutto in quota, tenga, insomma, ecco, speriamo di non rivedere più valori a doppia cifra positiva al di sopra dei 1000 metri. Ricordiamo che nella zona di Rubbio la scorsa settimana, mi sembra proprio domenica se non sbaglio, avevamo toccato i 20 gradi a 1000 metri, mentre in pianura nelle zone nebbiose eravamo ancora a -1, -2 gradi, quindi insomma una situazione veramente disastrosa quella della scorsa settimana. Non dovrebbe ripetersi. Questo freddo di questi giorni è una manna, perché appunto la neve ha il tempo di ghiacciare e di compattarsi, quindi speriamo che effettivamente duri il più possibile, insomma, anche perché così i genitori possono far divertire i più piccoli, e non solo i genitori, perché insomma anche a me mi diverto sulla neve, quindi ci si diverte sulla neve. Ma per esempio noi stiamo vedendo adesso un'immagine della neve a Cima Grappa col Sacrario, però negli ultimi giorni sono spuntate alcune foto che riportano una situazione che ogni tanto si ripete, quella di qualcuno che va a divertirsi e a fare sport proprio sul Sacrario. Nonostante il massiccio del Grappa sia decisamente ampio, pare che sia divertente andare a sciare dove riposano migliaia di soldati della Prima Guerra Mondiale. Conosciamo il tuo e il vostro atteggiamento verso queste posizioni, però magari un appello da voi che frequentate il Monte Grappa ci sta sempre. Sì, guarda, io ho 28 anni a marzo, ho sempre frequentato il Grappa praticamente fin da bimbo proprio, e ci sono stato tantissime volte nel Sacrario, e sono sincero, anche se ero un ragazzino di 12, 13, 15 anni, che solitamente è l'età più vivace, mi sono sempre comunque permesso di osservare silenzio, insomma, comunque sul luogo,
sacro non solo a me, non solo alla mia famiglia, ma comunque in generale all'Italia intera, quindi penso che sia una cosa che dovrebbe partire proprio dal cervello in automatico. Purtroppo, come succede ahimè spesso negli ultimi anni, negli ultimi tempi, si vedono sempre queste rotaie sulla zona del Sacrario, significato che appunto c'è qualche sciatore che si avventura. Purtroppo quella sembra l'unica zona dove si può sciare, quando invece il massiccio del Grappa si espande per chilometri e chilometri, e voglio dire ce ne sono tantissime zone dove poter sciare, secondo me anche più in sicurezza, perché si rischia anche di investire magari qualche passante a piedi. E purtroppo sentivo proprio ieri anche uno che comunque si intende di grappa e di queste cose, e appunto diceva che purtroppo se continueranno ad esserci questi scempi, l'esercito prenderà provvedimenti mandando anche qualche lettera a Roma, e si rischia addirittura di far chiudere tutta quanta la zona del Sacrario, e quindi non fare più l'accesso libero come è adesso, e quindi di prendere provvedimenti più seri. Allora lì poi ci si lamenterà perché per colpa di qualcuno che non si sa mai chi è, purtroppo si chiude un monumento all'aperto dove è accessibile al momento a tutti, e speriamo lo sia per i prossimi anni e lo sia per sempre, insomma, ecco. Come dice Luca Zaia, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Speriamo che questo non succeda, speriamo che bastino gli appelli. Abbiamo visto anche sui social che qualcuno poi ha detto rimuoviamo la foto, non parliamone, perché attenzione, potrebbe succedere quello che hai appena detto tu, Nicola. Noi naturalmente facciamo informazione e riteniamo che raccontare quello che succede sia sempre e comunque importante, fondamentale. Poi succederà quello che deve accadere. Nicola, a questo punto ti ringraziamo per questo, come sempre pieno di informazioni, un collegamento sempre interessante. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima, sperando di poter parlare di qualche fiocco di neve, di qualche temperatura un po' più bassa, e come sempre, se succederà qualcosa, vi seguiremo sui social, nelle vostre scorribande, per dare un'occhiata a quello che accade sulle alture e sulle pianure della Pedemontana. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon weekend a tutti. Noi torniamo in studio e cominciamo a vedere un po' il riassunto di quello che sta succedendo in queste ultime ore con l'emergenza Covid. Apriamo la pagina dell'emergenza Covid. Luca Zaia, nella conferenza stampa di ieri, l'ultima di cui abbiamo disponibilità, ha fatto il punto sul numero di nuovi casi, che ieri era piuttosto basso, probabilmente a causa delle festività precedenti, e ha spiegato anche che sulla riapertura delle scuole è caos. Vediamo. Il problema grosso non è l'apertura della scuola, è la gestione di tutto quello che è la fase di testing e di screening, che è una roba paurosa, cioè ai genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla. Lapidario il commento del presidente del Veneto Zaia sulla riapertura delle scuole, in programma il 10 gennaio con le nuove regole introdotte dall'ultimo decreto del governo. Da lunedì alcune scuole riapriranno, altre saranno in DAD, dice il governatore. Il caos dettato da un decreto che comunque impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Pensate che c'è una fase di testing nelle primarie che prevede il T0 e il T5. Cosa vuol dire? Il giorno dell'avvenuto contatto il primo tampone, poi a 5 giorni un altro tampone. Al coro di voci che chiede di rinviare l'apertura delle scuole si aggiunge ora anche il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che propone di posticipare la ripresa in presenza delle lezioni, recuperando poi a giugno. Nei giorni scorsi era stato un gruppo di presidi italiani, attraverso una lettera indirizzata al governo, a chiedere che dopo le vacanze di Natale si riprendesse con la didattica a distanza fino alla fine di gennaio. E a quelle famiglie che in tal senso vorrebbero un intervento del presidente della regione, Zaia risponde così. Se oggi prendessi la decisione di aprire le scuole, di chiudere le scuole, dovrei avere un supporto scientifico che va ad avvalorare che tutto quello che è stato deciso a livello nazionale per il Veneto non vale. Al momento non c'è. C'è una marea di genitori che ci chiamano per dire di non chiudere le scuole. Per il governatore, con gli attuali numeri dei contagi è necessario rivedere le procedure. Sia doveroso pensare di modificare la definizione di caso e cominciare ad avere un altro e diverso atteggiamento rispetto a coloro che sono asintomatici positivi.
Intanto ci sono due novità sul fronte vaccinazioni. La prima si rivolge ai 150.000 over 50 non immunizzati coinvolti nel nuovo decreto che prevede per questa fascia d'età l'obbligo vaccinale e per chi lavora l'obbligo di Super Green Pass. Avranno la possibilità o di prenotarsi, e ci sono slot liberi nelle agende vaccinali in tutte le aziende, oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi. La seconda novità riguarda invece la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Domenica c'è un open day dedicato a questa fascia di età con accesso diretto in tutto il Veneto. E si è parlato anche dell'ormai famosa pillola per curare il Covid. Sentiamo. Abbiamo sicuramente da alcuni giorni la possibilità di trattamento per via orale con una compressa che viene somministrata 2 volte al giorno per 5 giorni, 4 compresse 2 volte al giorno per 5 giorni, e che però è indicata solo a pazienti che hanno dei fattori di rischio per un Covid severo. Questo è molto importante ricordarlo, è lo stesso gruppo di pazienti che aveva diritto alla terapia con gli anticorpi monoclonali. È l'ultima frontiera nel trattamento del Covid, una compressa arrivata ieri nelle farmacie degli ospedali veneti e oggi a disposizione dei medici. Rispetto solo a pochi mesi fa sono ora 5 le diverse terapie utilizzate nel trattamento della malattia, 3 anticorpi monoclonali, un farmaco endovenoso e la pillola. In arrivo anche un nuovo anticorpo monoclonale a durata prolungata. Invece di una durata nel sangue di circa 3 mesi ha una durata di 1 anno. Questo anticorpo potrebbe essere essenziale per i soggetti che non rispondono al vaccino o per quelli che non si sono potuti o non si sono voluti vaccinare. E a proposito di terapie, il membro del CTS regionale interviene sulla discussione intorno all'ivermectina, farmaco che spesso i pazienti Covid e Novax utilizzano per curarsi a casa. Ci sono alcune terapie come l'ivermectina, la zitromicina, l'idrossiclorochina, che studi hanno dimostrato che sono inutili se non addirittura dannosi. Io non posso rispondere a un mio paziente che non in questo modo, e credo che il paziente debba pretendere dal proprio medico una spiegazione scientifica di ogni consiglio che gli venga dato. Importanti le indicazioni che la professoressa Tacconelli dà per il trattamento dei pazienti. Se si hanno dei fattori di rischio per una malattia grave e non si è vaccinati, è davvero essenziale che si esegua un tampone il più rapidamente possibile e sicuramente entro 5 giorni. In questo caso c'è la possibilità di trattare la malattia precocemente e ridurre il rischio di ospedalizzazione. La persona che non ha fattori di rischio ed è vaccinata può serenamente rimanere al proprio domicilio e trattare i sintomi come una normalissima sindrome influenzale, con l'unica accortezza, se possibile, di avere un saturimetro a disposizione. Per la direttrice delle malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona è essenziale calibrare le decisioni sul nuovo profilo epidemiologico della malattia. Non è pensabile che la definizione di caso rimanga la stessa. Se io continuo a considerare importante il numero di positivi sui tamponi effettuati, in questo numero di positivi ho un numero enorme di asintomatici vaccinati che in realtà non hanno nessun impatto sulla sanità pubblica. Tutto questo in uno scenario epidemiologico completamente cambiato. Io vedo una malattia nettamente diversa, Omicron, e ha una forma nel vaccinato fondamentalmente simile influenzale. Vedo una malattia Covid nel vaccinato che è completamente diversa da quella che vedevo 8 mesi fa. Continuo però a vedere pazienti non vaccinati che acquisiscono la variante Delta e vedo lo stesso identico quadro che vedevo 9 mesi fa. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, torniamo a parlare di Covid e cronaca. Vi ricorderete dall'inizio del nostro telegiornale il nostro collega Francesco Rattai ci aveva parlato di alcune novità sulle analisi legate al proiettile fatto pervenire l'immunologa padovana, la professoressa Viola. Ci sono appunto delle novità e prime indiscrezioni dagli approfondimenti su quanto è stato trovato nella busta.
Un proiettile calibro 22 usato per il tiro sportivo o per insegnare a sparare. Proseguono le indagini dei carabinieri del RIS di Parma sulla lettera di minacce inviata alla professoressa Antonella Viola e recapitata nella sede della Fondazione Città della Speranza, istituto di ricerca padovano, di cui l'immunologa è direttore scientifico. Un proiettile di piccolo calibro in grado di fare molto male, ma anche di uccidere se sparato con precisione. Un proiettile che può essere acquistato solo da chi ha un porto d'armi e se fosse già stato utilizzato potrebbe portare anche al proprietario. Si concentrano qui le indagini dei carabinieri che stanno analizzando anche la lettera di minacce. 7 righe scritte con una macchina da scrivere vecchio modello, difficile da trovare in commercio. Nella lettera si chiede con tono minaccioso alla professoressa di smettere di sostenere la vaccinazione anti-Covid pediatrica o verrà colpita lei e la sua famiglia. La dottoressa Viola sarà sentita in procura non appena rientrerà a Padova dal suo periodo di vacanze all'estero con la famiglia. Il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, ha ribadito che alla scienziata sarà garantita una scorta 24 ore su 24 e che saranno sorvegliati i luoghi che lei frequenta abitualmente. Adesso vediamo insieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Con la regia di Fabio Verin ve li possiamo mostrare. Sono dati davvero impressionanti, 21.056 nuove positività riscontrate con i tamponi. Questi sono dati appena arrivati in redazione. L'assessore Lanzarin, che abbiamo intervistato su questo argomento, ci ha detto questo è un record, questo è un nuovo record per quanto riguarda il Veneto che vede le positività dall'inizio dell'emergenza salire a 749.781. In questo momento ci sono 172.661 persone positive al Covid nella nostra regione. Sono numeri davvero impressionanti se pensiamo che su 749.000 complessivi 172.000 sono adesso positivi. Potete capire la portata di questa quarta ondata o insomma quinta, dipende da come le si vogliono leggere. Drammatico anche il dato dei decessi, 12.539, numeri davvero impressionanti nella giornata odierna. Scendiamo anche a vedere i dati della sanità, perché anche questi sono davvero importanti, che però ci confermano che la sanità veneta sta reggendo la spallata di questa fase della pandemia. 1.518 persone ricoverate in area non critica, di cui 1.362 positive, 156 che si sono negativizzate. Siamo ancora lontani dal 30% che potrebbe portarci in zona arancione. Superato invece il parametro da zona arancione per quanto riguarda le terapie intensive, 209 di cui 195 con persone ancora positive, 14 con persone che si sono negativizzate. Le differenze rispetto a ieri: 41 ricoveri in più in area non critica, 7 ricoveri in più in terapia intensiva, 21 persone morte a causa del Covid nelle ultime ore. Questi erano i primi dati che abbiamo a disposizione, poi li rivediamo, li approfondiamo un po', perché adesso andiamo a Venezia, dove c'è il nostro Filippo Fois che ci aggiorna sulla situazione della Speedline, situazione che conosciamo, ormai seguiamo quasi quotidianamente con la nostra informazione regionale, ma vediamo che Filippo è al presidio, immaginiamo, dei lavoratori e dei sindacati. Sentiamo quali sono le novità dalla sua viva voce. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo al presidio della Speedline a Santa Maria di Sala. Vi farei vedere tra l'altro anche alla mia sinistra le migliaia di cerchioni di automobili che sono proprio il prodotto finito che viene realizzato qui. Ricordiamo che questa è un'eccellenza nel campo dell'automotive. Il presidio è ancora in piedi nonostante ieri ci sia stato un incontro organizzato dal Mise, che
che si è svolto in videoconferenza ovviamente per l'emergenza pandemica, al quale hanno partecipato anche i vertici del gruppo Ronald, che è la multinazionale svizzera proprietaria di questo stabilimento, hanno partecipato i sindacati, le autorità locali. La buona notizia è che la chiusura di questo stabilimento per una possibile delocalizzazione in Polonia è stata al momento sospesa. Si entra adesso in una fase più difficile, se vogliamo, nel senso che lunedì ci sarà un'assemblea dei lavoratori, bisogna trovare un piano industriale sostenibile che possa mantenere in piedi questa attività produttiva. Al mio fianco c'è uno dei delegati della RSU, della FIM CISL, e al quale chiedo com'è il morale oggi, dopo questo incontro che c'è stato ieri. Beh, diciamo che il morale oggi è più siamo più distesi, più tranquilli rispetto agli altri giorni. Sappiamo che abbiamo messo un punto fermo almeno sulla prima decisione che abbiamo ottenuto. Al tavolo Ronald ha accettato le nostre 3 proposte, che era la revoca della chiusura dello stabilimento, che gli altri stabilimenti non facessero il nostro prodotto negli altri stabilimenti per non fare concorrenza sleale verso Speedline, e la creazione di un tavolo a livello regionale per creare Speedline del futuro. Certo. Tra l'altro qui continua il presidio, però lunedì vi riunirete in assemblea, potrebbe anche essere che si riprenda una produzione normale. Cosa potrebbe succedere lunedì? Ora, lunedì la produzione riprende al mattino, comunque noi ci fermeremo a sentire i lavoratori nel corso della giornata, dove porteremo tutto quello che è stato deciso al Mise, chiederemo anche ai lavoratori, parleremo con loro per il futuro del nostro presidio. Naturalmente, prima di tutto questo, dobbiamo avere la conferma dal Mise che l'amministratore delegato di Ronald sottoscriva e verbalizzi tutto quello che è stato detto nell'incontro dell'altro giorno, di ieri. Certo, perché come si dice, verba volant e scripta manent, per cui insomma meglio prima avere qualche cosa di scritto. Allora, per questa azienda, considerando anche l'indotto, lavorano più di 800 persone, quindi è una realtà molto importante dal punto di vista produttivo e anche sociale di questo territorio dal quale avete ricevuto molta solidarietà. Sì, sono Renzo Bonaldo della FIM CISL. Il territorio ci ha supportato in una maniera incredibile, c'è stata una solidarietà che sinceramente non mi sarei mai aspettato. Abbiamo fatto una manifestazione a Santa Maria di Sala dove hanno partecipato più di 1500 persone. Tra l'altro voi avete qua il vostro portafortuna, che è il fiocco rosa di una bambina che è nata uno di voi proprio durante l'inizio di questa lotta. Sì, durante la manifestazione è arrivata la comunicazione al lavoratore che la moglie stava per avere una bambina. È nata la notte dopo, si chiama Anita, è il nostro portafortuna. Tra l'altro adesso qua ci si sta organizzando anche per il pranzo, naturalmente siamo stati accolti da un piacevole profumo, tra l'altro credo che siano dei polli arrosto che vi sono stati donati anche questi. Sì, dalla ditta si può dire, dalla ditta Barison, che è qua in zona. Sì. Diciamo un rivenditore qui della zona che vi ha bene. E allora Ferdinando, se ci sono domande noi siamo qui. Ringraziamo Filippo Fois per questo interessante collegamento, naturalmente la solidarietà del mondo civile ma anche di quello che può essere il mondo dell'informazione a questi lavoratori. L'ennesima situazione complicata in Veneto, dove ai danni causati dal Covid si aggiungono quelli di un'economia che deve in un certo senso reinventarsi. Noi ringraziamo Filippo Fois e tutte le persone che hanno partecipato anche come presenza a questo collegamento. Naturalmente vedremo nel corso della nostra informazione tutte le novità su questa difficile situazione. Adesso andiamo avanti, vediamo gli altri dati che avevamo in ballo, perché questo è stato un intervento al volo, possiamo dire, da parte di Fois e delle persone che erano in presidio con lui a causa di impegni concomitanti, ed era importante farvelo vedere. Adesso torniamo a parlare di Covid in questa versione come sempre molto espresso del nostro TG. Allora, vediamo i dati relativi alle vaccinazioni. Record di contagi con 21.000 positività, record anche di vaccini perché ormai siamo a 52.000 dosi somministrate
somministrate nella giornata di ieri, vedete sono gli ultimi dati disponibili, di queste sono 5.702 prime dosi, aumenta anche il numero delle prime dosi, davvero importante anche questa notizia, sono 4.294 i cicli completati, sono 42.790 le dosi addizionali booster, aumenta in modo se non preoccupante, però comunque è un dato importante questo da verificare, da vedere, la percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle fornite 99,1%, quindi il Veneto sta veramente correndo con questa campagna vaccinale. Vediamo adesso i dati rispetto alla popolazione complessiva. Il 79,9% dei veneti residenti alla prima dose, 77,5% alla seconda dose, il 39,8% ha anche il booster. Ma questi vanno visti in prospettiva, questi dati, con questa tabella che come sempre è quella più importante della giornata, perché ci dice la situazione rispetto alla popolazione vaccinabile. Per questo motivo abbiamo l'87,5% di veneti vaccinabili che hanno la prima dose ed è una quota molto importante. L'85,9% ha anche la seconda dose e il 44,1% ha la terza dose. Ci avviciniamo alla metà, al 50% dei veneti con la terza dose. È importante anche vedere il livello raggiunto per quanto riguarda le fasce più anziane della popolazione, in questo caso guardiamo quello degli over 80, siamo all'80,4% con la terza dose, 99,2% con la seconda e 100% che hanno la prima dose. Vediamo anche i dati per i più piccoli, per i più giovani, c'è una sezione della tabella dedicata esclusivamente alle vaccinazioni dei bambini compresi fra i 5 e 11 anni. Sappiamo che domani è in programma un Vax Day in tutto il Veneto con finestre aperte, sedi vaccinali proprio per l'età pediatrica. In ogni caso vediamo 5-11 anni, 16,9% hanno almeno una dose, 1,3% ha la seconda dose, il 21,9% si è già prenotato, ovviamente la terza dose non è prevista. Ultima tabella che vediamo è un grafico che ci mostra come sta andando e il fatto che ormai abbiamo raggiunto i picchi di giugno-luglio, quindi una campagna vaccinale che sta veramente rispondendo alle esigenze di un periodo molto difficile della pandemia, e i veneti, e questo è il rovescio della medaglia che è sempre molto positivo, i veneti stanno rispondendo in modo importante alla chiamata della sanità. Torniamo in studio, ma solo per lanciare un'altra brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra poco, siamo in diretta fino alle 13. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Dopo una parentesi sindacale sulla vicenda della Speedline di Santa Maria di Sala, torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus con una ripercussione per le famiglie, per tantissime persone, che è quella creata dalle scuole. Sappiamo che non sappiamo se sia ancora in corso, c'è stato questa mattina o è ancora in corso un contatto fra il governo e i sindacati del mondo della scuola per le perplessità che emergono sulla gestione dell'istruzione da qui in avanti. Alcune regioni hanno chiesto al governo di rimandare l'apertura delle scuole. Sappiamo che arrivano notizie dalla Campania di una chiusura delle scuole da parte della presidenza, quindi c'è chi ha deciso di andare in ordine sparso chiudendo le scuole. Ne abbiamo parlato con gli addetti ai lavori, diciamo così, nel Vicentino, che ci dicono che in ogni caso non sarà facile garantire una scuola regolare. Non è sicuramente un ritorno a scuola facile quello che ci aspetta il 10 di gennaio. Non è un ritorno a scuola facile. L'impennata della pandemia, spinta dalla variante Omicron, manda in frantumi tutti i calcoli e le previsioni. E anche nel Vicentino le scuole apriranno tra tante, troppe incertezze. Di fronte appunto a una mancanza anche di personale, non è semplice garantire quella scuola efficace in presenza che tutti ci aspettavamo in quest'anno scolastico. Per
per cui lancio un appello anche alle famiglie: se la DAD dovesse scattare, va vista proprio come estrema ratio, ma in questo caso necessaria, perché comunque una scuola anche in presenza non sarebbe quella scuola con la S maiuscola che ci aspettavamo in quest'anno scolastico. Nonostante contagi e quarantene stiano colpendo insegnanti e studenti, il governo impone il ritorno a scuola in presenza, puntando tutto su testing e autosorveglianza prima di far scattare la DAD. Nelle scuole dell'infanzia, attività sospese per 10 giorni già con un solo caso di positività. Nelle elementari con 2 contagiati. Alle medie e alle superiori con 2 positivi scatta la didattica a distanza solo per i non vaccinati. Con 3 casi va in DAD tutta la classe. È bene la decisione del governo ovviamente di differenziare l'entrata in DAD a seconda del numero di positività di ragazzi positivi all'interno delle classi, perché diverse sono le possibilità vaccinali, diverse sono le esigenze che ogni classe, ogni ordine di scuola può presentare. Certo, nella pratica, la scommessa del governo di puntare tutto sullo screening per le regioni è un impegno difficilissimo da sostenere, anche perché col ritorno a scuola è facile attendersi un'ulteriore crescita esponenziale dei contagi e quindi in moltissimi casi si ricadrà comunque, prima o dopo, sulla didattica a distanza. E allora a questo punto non sarebbe stato meglio, come richiesto dai presidi, ricominciare le lezioni subito in DAD, posticipando di 15 giorni il rientro tra i banchi? Non possiamo pensare che i ragazzi siano dei robot, l'interazione c'è, anche il passarsi una penna, che è un gesto di estrema gentilezza verso un compagno che magari ne è sprovvisto, può essere quel gesto che mette a repentaglio la sicurezza. Quindi dobbiamo pensare che la scuola deve essere rispettosa dei ragazzi che vi entrano. Se le condizioni non sono tali per cui la sicurezza non può venire garantita oltre un certo limite, la DAD per 15 giorni forse è il male minore. Quindi la grande aggressività, la grande capacità di trasmissione di questa variante, della variante Omicron, che è diffusissima ormai e va, scusate il termine, per la maggiore anche in Veneto, comporterà sicuramente dei problemi nelle scuole. Le persone, i cittadini l'hanno già capito e c'è la corsa ai dispositivi di protezione, c'è la corsa ai tamponi, ma questo lo sappiamo già, ma nel Vicentino è scattata davvero la corsa ad accaparrarsi i dispositivi di protezione. Abbiamo avuto un'importante richiesta di dispositivi di protezione, parliamo circa di 5.000 mascherine FFP2 al giorno e di altrettanto, quindi 5.000 pezzi di self-test o test domiciliare per poter tracciare il Covid. Scatta la corsa ai dispositivi di protezione. Anche a Vicenza la variante Omicron spinge i cittadini a tornare in prima linea nella guerra al Covid, una guerra quotidiana combattuta giorno per giorno, casa per casa. Sì, perché è fondamentale non scaricare il peso del conflitto solo sugli ospedali. Bisogna iniziare a difendersi prima, già nella vita quotidiana, adottando tutte le precauzioni, dalle distanze all'uso di mascherine e di disinfettanti. Le aziende che commerciano prodotti sanitari stanno sperimentando una crescita delle vendite dei dispositivi di protezione. Abbiamo un'importante richiesta di dispositivi come gel per la sanificazione delle mani, quindi gel a base alcolica, e un'altra importante richiesta di pulsossimetri, questo perché monitorare il parametro dell'ossigenazione è un dato molto molto importante. Oggi sono gli studenti a richiedere i dispositivi di protezione, ma anche gli anziani. Sono le 2 fasce di popolazione che anche a Vicenza si sentono più esposte al contagio. Devo dire che rispetto ai mesi precedenti vediamo sempre più ragazzi giovani, questi perché sono probabilmente più contagiati rispetto alle prime ondate, e comunque purtroppo i soggetti un po' più fragili, quindi i soggetti anziani, che continuano ad essere i soggetti più esposti. Insomma, oggi rispetto al passato tutti abbiamo gli strumenti per difenderci, per arginare i contagi, per combattere l'epidemia. La prima arma è la consapevolezza, la seconda è il senso di responsabilità. L'invito a tutti è quello di vaccinarsi, cosa fondamentale che ci può proteggere dal virus, ma l'invito è anche quello di proteggerci con le mascherine FFP2 che possono proteggere noi e possono proteggere anche le persone più fragili che sono vicine a noi.
Questa fase così difficile, così complicata, complessa della pandemia con la variante Omicron, che ha una capacità di diffondersi davvero impressionante, prova ne siano gli oltre 21.000 casi registrati nelle tabelle ufficiali della Sanità del Veneto nella giornata odierna, sta mettendo in difficoltà e soprattutto in apprensione anche il mondo del lavoro. C'è l'obbligo di arriverà l'obbligo di Super Green Pass, insomma ci sono tante novità in arrivo, ci sono tante situazioni che dovranno essere valutate o cambiate nell'immediato futuro. Abbiamo fatto il punto per quanto riguarda la Marca Trevigiana. Nelle piccole realtà basta che si pregiudichi l'entrata al lavoro di 1 o 2 dipendenti, le piccole realtà che hanno pochi numeri ovviamente perdono una forte capacità lavorativa e produttiva. Potrebbero essere soprattutto le piccole aziende, artigiani in primis, ad avere i maggiori contraccolpi in vista dell'introduzione dell'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Alcuni settori preoccupano più di altri. Penso ad esempio al settore dell'edilizia, dove ci sono tanti lavoratori che provengono dall'Europa dell'Est e che statisticamente sono quelli che sono un po' più diffidenti verso la vaccinazione e posso pensare, visto anche i numeri esigui normalmente dei lavoratori dentro le imprese, che in diverse possono andare in difficoltà. Meglio sarebbe stato per il sindacato un'estensione generalizzata dell'obbligo vaccinale in modo da evitare ulteriori divisioni del tessuto sociale, posizione peraltro condivisa dalle categorie economiche dove in pericolo è il fattore esperienza. È possibile che questo limite dei 50 anni vada ad avere effetti proprio per le figure professionali più specializzate, diciamo così, perché l'esperienza di un lavoratore sopra i 50 anni, soprattutto per alcune lavorazioni o gestioni di macchine sofisticate, è quella che fa la differenza. Solo nella Marca Trevigiana l'obbligatorietà del Super Green Pass riguarda un numero considerevole di lavoratori. Io credo che ci avvicineremo a qualche migliaio. Per la CGIL gli irriducibili vanno avvicinati e ascoltati, e questo al di là del limite dei 50 anni. Uno può essere irriducibile a 49 anni e 11 mesi come a 50 anni e un mese, per cui che differenza fa? Vediamo ora com'è andata la prima tappa della marcia Novax, partita da Dolo in provincia di Venezia, che è arrivata ieri a Padova e ha trovato sulla propria strada le forze dell'ordine. Forza, forza, ci si sveglia! Si può? Non è difficile, buongiorno a tutti, svegliatevi, svegliatevi chi guarda sto video, si deve reagire alle giustizie, si deve smettere di fare queste cose. Reagisce così una dei partecipanti alla Marcia per le Libertà, iniziativa dell'ex magistrato triestino Paolo Sceusa, dopo che la polizia padovana l'ha fermata all'altezza del Lungargine Rovetta, nella periferia della Città del Santo. Come noi, la gente come noi non molla mai. In circa un centinaio, tra loro anche il portuale triestino Stefano Puzzer, sono partiti questa mattina da Dolo nel Veneziano per una marcia che dovrebbe arrivare a Roma. Una marcia, non una manifestazione o un corteo, espediente linguistico che però il questore di Padova Antonio Sbordone ha ritenuto superfluo, mandando uomini e mezzi per disperdere i manifestanti. Gli uomini della questura hanno intercettato i marcianti prima al confine tra Noventa Padovana e Stra, identificandone 20. I camminatori si sono poi sparpagliati per ricomporsi prima di percorrere il percorso arginale a Noventa Padovana. In zona industriale un'ulteriore parcellizzazione fino al blocco di Lungargine Rovetta. In tutto circa una trentina di partecipanti sono stati identificati. La loro posizione e quella dell'organizzatore sono ora al vaglio delle forze dell'ordine per la violazione delle norme anti-Covid. In una decina sono arrivati poi nella zona di Prato della Valle. Domani riprenderà la marcia in direzione Vicenza.
L'Epifania è passata e, dice il vecchio adagio, tutte le feste si porta via. Qualcuno sperava che si portasse via anche il Covid, invece ne avremo a che fare con questa situazione ancora per parecchio tempo, però c'è chi ha deciso di unire questa festività con le esigenze di un momento, come dicevamo, molto complicato, e nella calzetta di Carmignano di Brenta ci saranno dispositivi e mascherine. Mascherine FFP2, il comune ne ha acquistate 15.000, test antigenici rapidi, autodiagnostici 7.500, quelli a disposizione. Una calza della Befana particolare, quella che il comune di Carmignano di Brenta ha deciso di regalare a tutti i suoi cittadini stanziando 40.000 euro dal fondo Covid. In questo momento delicato dal punto di vista pandemico, l'autodiagnosi diventa uno strumento fondamentale per limitare al massimo la diffusione del virus. Non le uniche iniziative in questo senso in paese. Il 15 gennaio il Comune sta organizzando un Vax Day pediatrico e sta pensando di riproporre un Vax Day anche per la terza dose, grazie all'impegno dell'amministrazione e di numerosi volontari. Ringrazio i volontari di Protezione Civile che, assieme a tanti altri volontari delle associazioni locali, ci stanno dando una mano nell'imbustaggio del materiale e soprattutto nella consegna porta a porta a tutti i nostri cittadini entro lunedì. L'Epifania è passata, sentiamo però cosa hanno trovato le persone nella calzetta. Finite le feste, adesso è il momento di ripartire, ma con che spirito i bassanesi lo fanno e soprattutto sono riusciti durante queste settimane a ricaricare un po' le batterie, come si dice, e a ritrovare un po' di serenità. Pare di sì, soprattutto grazie alla famiglia. La serenità della famiglia. Quello ha aiutato molto in questo periodo. Sì, sentirsi almeno vicini con la famiglia. Dopo ci siamo riguardati per andare in giro, diciamo. Vero? Sì, comunque l'importante è la famiglia, fuori non c'è un granché. Sì, dai, un po' di serenità, sì, tranquillo. Il periodo è questo, bisogna farsi avanti e andare avanti così. È riuscito un po' a riposarsi e a rilassarsi? Appena, sì. Poco. Molta, difficile. sempre. Basta apprezzarla, apprezzare il tempo che si rimane a casa. È riuscita quindi un po' a trovare un po' di serenità. Sì, dopo io sono una pensionata, per cui la serenità cerco di trovarla sempre da quando sono a casa. È un ottimista, diciamo, di natura. Non proprio, però insomma con l'età si impara anche questo. Abbiamo trovato abbastanza serenità, anche perché prima di Natale noi abbiamo preso la mia famiglia il Covid, quindi moglie e figli lo hanno preso. E quindi siamo stati a casa proprio minimamente fino alla vigilia. Adesso in questo momento qua infatti ci godiamo l'anno nuovo, però abbiamo subito anche questo. Sì, cerchiamo di trovarla sempre comunque, bisogna essere positivi, non in quel senso, però bisogna. Cosa vi ha portato a essere un po' più sereni durante le vacanze? Magari stare insieme ai familiari? Sì, familiari, visto che l'anno scorso è stato più brutto perché avevamo persone ammalate e in ospedale, quest'anno invece siamo riusciti a trovarci in compagnia, quindi siamo contenti. Come si riparte? Con che spirito? Sperando sempre, sperando che qualcosa cambi, anche che, come si dice, che il periodo è difficile. Il periodo è difficile, lo confermano anche i 21.000 casi riscontrati dai tamponi in Veneto nelle ultime ore. Naturalmente ce ne saranno sicuramente di più, perché questi sono quelli forniti dall'azienda Zero della Regione del Veneto, quindi è ovvio che in questo periodo serve la massima attenzione. La sanità, dicevamo, sta reggendo, tutti i dati, tutte le interviste le vediamo nei nostri telegiornali questa sera, TG Bassano, TG Vicenza, con tutti gli approfondimenti sul territorio. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto, e vi invitiamo a seguirci questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.